Il primo insegnamento del Santo Patrono d'Italia risiede nell'impronta che Francesco ha dato alla sua esistenza partendo dalla povertà, una formula fatta propria dalle famiglie francescane che interpretano questo stile di vita non tanto come una privazione quanto come un ponte che avvicina al cielo. Soprattutto la povertà è il distacco, principalmente non è il non avere, è il distacco dalle cose di questa terra che ci fa sentire più vicino il Signore. La povertà nostra delle cose materiali ci deve spingere a essere più vicino a Dio. Dimenticando le cose umane dobbiamo pensare un pochino di più al Padre Eterno, al Signore. Nel giorno in cui si è fatta memoria del santo, il vescovo Alberto Tanasini ha presieduto la celebrazione dell'Eucaristia nella chiesa di Viale Tappani a Chiavari. Lo stile di Francesco è quello di vivere spinti dall'amore di Cristo. La sua vita è costellata da tanti esempi che indicano una sensibilità e apertura di cuore. Abbiamo bisogno dunque, se vogliamo davvero amare Cristo, avere un cuore aperto, un cuore buono, un cuore capace di commuoversi, soprattutto di commuoversi di fronte alle necessità, ma non solo materiali, anche spirituali dell'uomo di oggi. Monsignor Tanasini ha quindi dato una lettura introspettiva della vita del santo, basata non tanto sulle opere compiute quanto sul legame profondo d'amore con Cristo e Cristo crocifisso. Il guardare la persona che sa parlare con le creature e le rispetta e se ne prende cura, senza sapere e senza vedere Gesù crocifisso e l'amore per il Creatore alla base di tutto questo, vuol dire non comprendere chi è Francesco d'Assisi.